Ringrazio tutti per essere qui, ringrazio le autorità, ringrazio soprattutto i relatori che sono stati subito pronti ad accogliere il nostro invito. Prima di partire con i ringraziamenti e i saluti da parte delle autorità, poi il moderatore sarà il dottor Bassan, che è il responsabile dell'unità operativa complessa della divisione provinciale di Venezia. Volevo farvi vedere un video di Paolini che si era reso disponibile a venire oggi a farci da testimonial. La ricerca promette speranze. Quando la medicina toglie speranze è difficile andare avanti, serve coraggio. E voi siete le persone che lo seminano. E quando uno non ci crede è difficile arrivare in fondo quando non ci crede. Ci dobbiamo credere, ci dobbiamo guardare negli occhi. Volevo ringraziare il dottor Bassan che è qui con noi, il moderatore, grazie per essere qui. Le associazioni sono un elemento imprescindibile di crescita di qualunque paese e una piccola parte è promossa, diciamo, dall'ambiente sanitario nel senso del servizio sanitario nazionale. Il resto è l'impegno di tutti, gli stili di vita, la solidarietà tra le persone, un ambiente sano. 50 anni fa nacque da una intuizione di un signore che si chiamava Albert Sabin, perché lo ricordavamo prima con il nostro rappresentante appunto della USL, che dopo aver brevettato il vaccino sulle poliomeliti, il vaccino orale che rivoluzionò la cosa, disse nel 69: fate un'associazione contro le leucemie, perché la frontiera della lotta ai tumori attraverso i tumori del sangue è il terreno più promettente. L'AI locale è veramente un punto di forza, così come tante altre realtà che sono distribuite sul territorio nazionale, grazie a Dio, e queste realtà fanno la differenza. Mai più sogni spezzati, che è il titolo di questo evento e che è il titolo che nei 50 anni di AI nazionale che festeggiamo nel corso di quest'anno si è data. Possiamo dire che è il centro di quello che è il motivo per cui noi siamo qui e ci prodighiamo tutti i giorni. È questo che fa la differenza. Il tema del convegno è fortemente strutturato su aspetti locali come tutto che sia. Allora io ho pensato che potesse essere utile presentare come introduzione un quadro generale di come è strutturata l'attività ematologica nella nostra regione. Fondamentalmente credo che i punti da toccare siano effettivamente tre, cioè quello che riguarda la diagnosi delle malattie ematologiche, i nuovi farmaci di cui ha parlato già il dottor Bassan o accennato, e poi le nuove tecniche. La strategia organizzativa, aziendale e della regione hanno portato ad avere da parte mia, e lo dico fin d'ora, la fortuna di avere all'interno di un reparto oncologico fondamentalmente, quindi che cura le neoplasie solide, così ci capiamo subito, di avere la fortuna di avere all'interno la possibilità di un'unità operativa di ematologia. Andiamo avanti, entriamo in un ambito che riguarda più da vicino i pazienti, la gestione della malattia nel miglior modo possibile, quindi aspetti di benessere collaterale alle cure oncologiche e ematologiche. Sì, io parlo soprattutto, voglio parlare di igiene e anche di un altro aspetto dove il dentista entra in stretta relazione con gli ematologi, in parte con gli oncologi. E queste però sono le domande che tutti quanti fanno quando vengono da me, transitando per un reparto di oncologia, di ematologia, di cardiologia, di centro trapianti, ma perché il dentista? L'intervento dello psicologo è un lavoro di fino che va a lavorare appunto non solo sulla persona in maniera diretta, ma anche su tutta la rete familiare e prossimale, anche i colleghi di lavoro per esempio, no? Per, come dire, arrivare chiaramente in gradualità, in tempi diversi in ognuna di queste persone,
a quel dare un senso di cui ho appena parlato, che non vuol dire dare una spiegazione, ma vuol dire imparare a rileggere in un certo senso quello che ci sta accadendo e che sta accadendo alla persona che c'è vicino, no? Il discorso capelli aspetto, già per il semplice fatto di essere qui a guardarci in viso e nell'aspetto, prima ancora di ascoltarci, raccoglie una grande importanza rispetto a quello che è un percorso di malattia che si va a fare. Sono onorato di aver portato questa presenza qua e niente meglio di lui poteva spiegare queste cose dei capelli e quindi guarda, grazie, veramente è stato toccante fino alla fine. La prima domanda è: esistono dei particolari alimenti che aiutano a prevenire il cancro? E la lascio là, ne sentiamo di tutti i colori adesso, no? Abbiamo un sacco di prodotti, dagli antiossidanti, un sacco di prodotti che possono fare miracoli. Ci sono dei comportamenti che li fanno venire, che sono associati, insomma, alla manifestazione di queste patologie, comportamenti alimentari sbagliati. E adesso andiamo un attimo a vedere, no? Ecco. Il rischio è di concentrarsi molto sulla patologia e dimenticarsi che in realtà comunque siamo e rimaniamo persone sane, fino a prova contraria, nel senso persone che combattono effettivamente contro una malattia ma hanno tutta una parte che è sana. Quindi in questo concetto, in questa visione, dobbiamo proprio considerare come mente, corpo e la relazione con noi stessi e con gli altri sono sempre, costantemente in relazione. E in quei 2 anni, finiti i 9 mesi, ho condotto una vita normale, mi sono ripreso al meglio, sono tornato a scuola, non avevo perso l'anno perché ero riuscito a studiare in ospedale, sono tornato a giocare a basket a alti livelli, forse più alti di quelli a cui ero prima, e l'anno di studi in America non l'ho fatto ovviamente, ma il passaporto che non ero riuscito a farmi quel giorno l'ho fatto pochi mesi fa. Però allo stesso tempo ho conosciuto un sacco di persone e quindi non mi sono mai sentita sola. Ci sono un sacco di persone con cui condividi la tua battaglia e che hanno tutte storie diverse, però accomunate insomma da un'unica voglia, che è la voglia di continuare a vivere e riprendersi la propria vita. Sono determinati i nostri giovani, infatti ha citato Cristiano, che è uno dei nostri consiglieri di Pramaggiore, una persona super attiva, anche lui ha passato periodi non facili, però noi siamo rocce, giusto Cristiano? Il giorno del compleanno di Seba si avvicinava ed iniziammo a preparare il terreno per predisporre Sebastiano a viverlo lontano da casa. Al risveglio di Seba rimase meravigliato dal muro della camera dove erano appesi dei fogli A4 con una semplice ma vivace scritta colorata che imprimeva su carta la pazienza e la condivisione di mio marito, che con l'aiuto della mamma di un altro bimbo, dopo che Morfeo aveva rapito i piccoli, si sbizzarrirono nella pittura. La scritta era: auguri, buon compleanno Seba. Grazie. senza Dio, t'amo vita mia.